Il 9 luglio non è solo un'importante data per quanto riguarda la pietra miliare, insomma, della viabilità nel Friuli orientale e nell'Isontino, ma anche il compleanno dell'assessore Riccardi, dunque approfittiamo per fare gli auguri. Oggi si inaugura un importante nodo viario, si risolve una problematica tra la strada regionale 351 e 305. Un passo avanti perché quando si fa politica con la pratica i risultati si vedono. Beh, la ringrazio di questo complimento e la ringrazio anche per gli auguri. Sicuramente questo era uno dei nodi più critici della viabilità regionale, perché arrivare nello stesso punto, peraltro sfalsato, dalla Bassa Friulana e dalla direzione che da Udine prosegue verso Manzano per oltrepassare il comune di Gradisca ed andare verso Gorizia e Trieste, evidentemente rappresenta un nodo fondamentale della viabilità regionale, quindi da una parte andiamo verso Gorizia, dall'altra verso Trieste, poi c'è il nodo di Monfalcone, cioè questo era un nodo cruciale. Oggi lo vediamo il 9 luglio, me lo ricordo bene, il 9 luglio, e tutti insieme abbiamo già potuto constatare la differenza tra quella che è la fluidità del traffico di oggi e quella che c'era negli anni passati. Quindi un'opera che poi dal punto di vista economico non è neanche rilevantissima. Questa dimostrazione che poi alla fine non sono soltanto i valori economici a risolvere i problemi, sono anche le piccole opere, pur essendo questa un'opera complessa, ma un investimento in questo punto di circa 750.000 euro. Se lo paragoniamo agli altri grandi investimenti è veramente piccola cosa, però per questa comunità e per l'intero sistema della maglia regionale abbiamo fatto un'operazione importante e mi pare che questo sia già verificabile sotto gli occhi di tutti. Signor Sindaco, finalmente un altro collo di bottiglia viene tagliato per quanto riguarda la viabilità nell'Isontino. Io credo che questo sia uno, se non il più importante, dei più importanti nodi che era da sciogliere. È un punto di grande criticità e che con questo intervento di eccellenza assoluta è stato risolto. Basta poi, sì, non ci occorre molto, basta che uno in una giornata come quella di oggi, traffico intensissimo, lei vede la scorrevolezza. È stato veramente un intervento, ripeto e sottolineo, che non è solo per il Gradiscano, non è solo per la provincia di Gorizia, ma è anche per quella di Udine e quella di Trieste. Grado ha ospitato ieri sera la più importante kermesse gastronomica regionale. 60 espositori di tutta la regione hanno presentato al folto pubblico presente qualcosa di unico, il tipicamente Friuli Venezia Giulia. I vini abbinati e i piatti immersi in un'atmosfera tutta particolare. A dare il benvenuto all'estate questa manifestazione che ha saputo portare sull'Isola del Sole tanta gente. Alzare il calice, degustar tanta pietanza, innaffiare nel suo riversar tanta roba da magnar. Nessun neologismo, ma solo quello che vi siete persi. Un modo di promuovere la nostra regione nelle sue cose più tipiche, particolari. Il prosciutto di San Daniele, il Rolex ne no altri, affettato dai maestri rigorosamente a mano. Il vino, bollicine, bianchi e rossi, dall'Alpe Giulia si estende fin al mare de Muglia, riversando gradite sorprese mai fuori luogo. Le grappe, i piatti tipici di ogni landa friul-giuliana, capace, meglio di Mozart, di intonare la sinfonia giusta. E poi la location, quella diga gradese che rivolge il suo sguardo verso l'infinito e il mistero che solo il mare, nel suo decantare, sa appassionare. Una festa, uno spettacolo, una cosa certa. Viva il Friuli Venezia Giulia, live sempre e mai assente. Scusate se poco. La fusione tra le due storiche società calcistiche monfalconesi segna una tappa fondamentale verso una nuova era nel mondo pallonaro della nostra regione. La crisi economica ha portato qualcosa di inimmaginabile fino a poco tempo fa. Da una parte la Fincantieri, con un passato tra i cadetti negli anni 50 con lo storico nome della Crda Monfalcone, ritornata ai vertici del calcio regionale nelle ultime stagioni, grazie a una politica accurata da parte dei dirigenti, con uno stadio di proprietà, il Kosulic, ma limitata dalla mancanza del settore giovanile e infrastrutture da poterne sviluppare l'attività. Dall'altra la SD Monfalcone, caduta in disgrazia nelle ultime 2 stagioni, sull'orlo del fallimento sportivo societario, obbligata ad una scelta
scelta: passare con l'acerrimo nemico, salvando il settore giovanile. Un matrimonio de facto che può rilanciare il calcio non solo nella città dei cantieri ma nell'intero Interland. Il 16 luglio è il varo di quella che da oggi in poi verrà chiamata UFM, Unione Fincantieri Monfalcone. L'anno zero darà le indicazioni se la baracca starà in piedi oppure non succedano i soliti mal di pancia che portano all'arenarsi della nave ancor prima di uscire dal porto per il suo primo viaggio. Pensar male non costa nulla, non resta che dire auguri.